Voi dite molte cose, per certi versi simili a quelle che dicono il Movimento 5 Stelle o viceversa, il Movimento 5 Stelle dice cose simili, adesso ognuno se la può vedere dalla... Allora, perché uno dovrebbe ritenere l'Italia dei Valori, per esempio, credibile? Ma intanto perché le cose che Grillo dice di voler fare oggi noi le abbiamo già fatte. C'è una bella differenza. Lui parla e protesta, ma non propone. È con 150 parlamentari in Parlamento da un anno e non è riuscito a realizzare una delle cose che ha detto. Parlava di Battista, non c'è bisogno di vincere le elezioni, prendere un voto in più, far crollare la Costituzione per nominare lui o chi per lui per andare a governare. Parlava di tre cose: un reddito di cittadinanza che l'altra sera Grillo ha spiegato così. C'è un reddito di cittadinanza, perché poi Grillo bisogna sbobinarlo, perché urla sempre più forte, per cui pensa di convincere urlando. Allora, sbobinato è venuto fuori questo: reddito minimo di cittadinanza. Prendiamo 3 lavori per ogni giovane, gli diamo questi 3 lavori, se non li accettano però alla fine rimarranno disoccupati. Ora il tema è, ma perché il problema dei giovani di oggi è che hanno 3 lavori a disposizione e non li vogliono accettare? In realtà i lavori non ci sono, bisogna crearli. Allora è prima questione ridicola che viene portata avanti. Seconda questione, parlava del conflitto di interessi. Noi dell'Italia dei Valori l'abbiamo già depositato nella precedente legislatura il disegno di legge contro il conflitto di interessi. Bisogna trovare la maggioranza per approvarlo. È lo stesso problema che forse ha il Movimento 5 Stelle. Bisogna vedere, perché che lo propongano in Parlamento e lo portino al voto. Se lo facciano bocciare a un certo punto, così vediamo chi ci sta e chi non ci sta. Questo va fatto in Parlamento, non bisogna salire sui tetti, bisogna stare in aula a combattere in aula per battaglie giuste. Altra questione che veniva evidenziata, anticorruzione. Allora, parliamo di questa legge anticorruzione. La Severino, che è venuta fuori nel 2012. Noi eravamo in Parlamento e siamo l'unico partito che ha votato contro quella legge. Perché abbiamo votato contro? Perché noi abbiamo presentato 42 emendamenti, li ho qui dentro, posso anche... No, non li faccio vedere tutti. Abbia pietà. No, ma ci mancherebbe altro. Ecco. Cosa prevedevano questi emendamenti nella legge anticorruzione? Prevedevano la reintroduzione del falso in bilancio, la possibilità di confisca dei beni ai corrotti e ai corruttori, l'allungamento dei termini di prescrizione. Questi temi erano già contenuti. Il Parlamento li bocciò tutti. Per cui è venuta fuori una legge anticorruzione che non era anticorruzione, ma abbiamo visto, vedi Expo, una legge per la corruzione, visto che è continuata indisturbata Tangentopoli. Allora basta prendere quello. Oggi Cantone cosa fa? Chiede queste norme. Non c'è da andare a cercare o inventare, anche 5 Stelle, non si sforzino con la fantasia, vanno lì, prendono quegli emendamenti, noi non siamo gelosi, siamo anzi contenti che vengano utilizzate, ma per favore, una volta per tutte, si faccia una legge seria che possa risolvere un problema ed evitiamo così che il nostro paese sia sempre il paese del giorno dopo. Arriva la tragedia, vediamo cosa fare, arrivano gli immigrati, andiamo a ribaltare i tavoli. Per 8 mesi però il ministro Alfano, dalla prima alla seconda tragedia, questi tavoli in Europa non li ha ribaltati e così via. Ne abbiamo tanti. Ecco, noi dobbiamo diventare un paese normale, dove le questioni si prevengono e non al contrario, quando non c'è più nulla da fare si pensa di risolvere.